Bentrovati, di nuovo un buongiorno a tutti voi da Telefriuli. Siamo in diretta con appuntamento con A voi la linea, la cui apertura oggi è dedicata al passaggio in zona bianca e a quelle che sono state le parole a commento di questo avvenimento da parte del prefetto di Trieste e commissario di governo per il Friuli Venezia Giulia, Valerio Valentis. Il territorio oggi riprende vita, ha detto, è frutto di uno sforzo complessivo. Non dimentichiamoci delle vittime, ha poi aggiunto, della sofferenza che ci siamo lasciati alle spalle, ha detto, invitando i cittadini alla prudenza. Il senso di responsabilità deve essere la guida di ciascuno di noi. Valenti si appella poi ai cittadini affinché si vaccinino. Lo ha sentito per noi Andrea Pierini. Prefetto, il Friuli Venezia Giulia in zona bianca non è un liberi tutti. C'è ancora qualche piccola regola da rispettare, ma insomma si intravede la luce. Sì, resta sostanzialmente al momento l'obbligo dell'uso della mascherina, sempre al coperto e all'esterno, tranne che per l'attività fisica, l'attività sportiva, e il distanziamento, la regola del distanziamento comunque va rispettata e deve essere garantita. Per il resto riaprono tutte le attività, è possibile anche consumare all'interno dei locali, al banco, seduti, molte palestre, insomma riprende vita la città, il territorio, e credo che di questo possiamo essere tutti molto soddisfatti. È anche il frutto di uno sforzo collettivo. In questo senso non ci sarà più il coprifuoco, tema sempre molto delicato, però insomma non ci sono più orari, ovviamente adesso l'appello è a usare la testa, perché siamo ancora dentro, non ne siamo ancora usciti. Assolutamente, il senso di responsabilità deve essere la guida per ciascuno di noi. Il tunnel nel quale si intravede la luce è comunque un tunnel dal quale dobbiamo definitivamente uscire grazie ai vaccini e al nostro buonsenso, appunto. L'auspicio è di poter trascorrere queste settimane, spero tutta l'estate, in serenità, tenendo sempre presente ciò che abbiamo lasciato alle spalle. L'ha detto lei, campagna vaccinale, il 3 si apriranno le prenotazioni per tutta la popolazione, quindi insomma un appello ancora più forte a effettuare la profilassi, anche perché insomma, per uscire definitivamente, lo dicono gli scienziati, è l'unica strada. Assolutamente, lo dicono i dati, se i risultati che abbiamo conseguito, la zona bianca, il calo dei ricoveri, delle ospedalizzazioni e i contagi è il frutto sicuramente della campagna vaccinale che sta andando avanti. Penso che dovremmo correre quest'estate, questo 20% della popolazione che oggi abbiamo conseguito deve aumentare. Sono aperte a tutte le categorie sostanzialmente ormai quasi di cittadini, si parla anche dei giovani, dei bambini. Io mi auguro che chi non l'ha fatto lo faccia, perché sempre nel rispetto delle decisioni di ciascuno di noi, ma penso che sia importante per sé ma anche per gli altri. Ultimissima domanda, da comunque prefetto rappresentante di tutto il Friuli Venezia Giulia, che soddisfazione è a essere tra le prime regioni in zona bianca? Diciamo che l'estate potrebbe far presagire che potremmo restare bianchi per tutta l'estate, chiaramente l'abbiamo detto più e più volte, mi raccomando, rispetto, attenzione, eccetera, eccetera, però insomma magari c'è anche un po' di soddisfazione per il comportamento dei cittadini che hanno mantenuto, seppur con qualche ragionevole magari difficoltà, un comportamento sempre buono. Sì, direi di sì, lo testimoniano le sanzioni che sono state molto ridotte, lo testimoniano i risultati, però guardi, il mio pensiero va anche a tutto quello che abbiamo lasciato alle spalle, alla sofferenza di questi mesi, ai morti, ai malati, a chi ha lavorato per questo obiettivo. Penso che il 2 giugno, che è la festa della Repubblica che tra qualche giorno celebreremo, debba essere soprattutto dedicata appunto al rilancio di questo paese e speriamo innanzitutto al rilancio di questa regione. E adesso andiamo in centro a Udine, dove c'è per noi Marco Pasquariello per farci raccontare che atmosfera si respira dunque in città, in pausa pranzo, in questo primo giorno di zona bianca. Siamo nel uno dei cuori del centro udinese, al limite tra Via Graziano e Piazza Garibaldi. Abbiamo incontrato diversi ristoratori, diversi commercianti. Adesso siamo al vecchio tram, con noi c'è la titolare, a cui chiediamo primo giorno di zona bianca. Cosa comporta per voi?
Beh, intanto un ritorno alla normalità. È stato emozionante riaprire questa mattina, riaccendere le luci, accogliere i clienti seduti e sentire il vociare proprio dei clienti seduti al tavolo per passare un attimo di normalità da tanti mesi. Ormai sono 3 mesi che siamo chiusi, quindi 3 mesi di silenzio. 3 mesi di silenzio, esattamente. Ogni riapertura da 1 anno e mezzo è come una nuova inaugurazione per me, da rifare i cappuccini in tazza di porcellana a vedere la gente seduta al tavolo, proprio è un'emozione ogni volta per me. Ecco, ricordiamo rapidamente, adesso si può anche mangiare dentro, si può anche consumare al banco, quindi immagino già da stamattina diversi caffè fatti a persone al bancone, eccetera. Io in realtà il bancone l'ho chiuso da ottobre e non ho intenzione di riaprirlo, perché personalmente, logicamente per bere bisogna togliersi la mascherina e solitamente anche si parla, quindi lo trovo personalmente poco igienico, quindi il banco io l'ho lasciato chiuso. Faccio esposizione, hanno la possibilità di sedersi perché come è giusto che sia, e quindi no, io terrò chiuso comunque il bancone, per me è stata un'opportunità. Per quanto riguarda il pranzo, adesso siamo in orario di pranzo, ci sono già delle persone sedute, si può mangiare anche dentro? Assolutamente sì, però la gente adesso col bel tempo comunque preferisce ancora rimanere fuori e godersi questi attimi di sole prima della pioggia, quindi sì, si può assolutamente. Testimoniamo che c'è un bel giro di persone in centro, adesso tantissimi studenti, per il momento è tutto, a voi studio. Grazie a Marco Pasquariello di Zona Bianca di questo traguardo raggiunto. Ci ha parlato anche il vicepresidente della Regione Riccardi che abbiamo raggiunto questa mattina. Venezia Giulia è in zona bianca, un risultato lungamente inseguito anche a merito degli sforzi fatti e messi in campo. Insomma, si torna un po' alla normalità. Sì, sicuramente è un risultato importante, però un risultato che non ci deve dare nulla per scontato. Non è un liberi tutti. Per continuare a mantenere questa zona bianca e conseguentemente un ritorno alla normalità dobbiamo essere rispettosi delle regole che ci siamo dati, quindi soddisfazione per questo, soddisfazione anche per le importanti misure che siamo riusciti come sistemi regionali a ottenere in una discussione leale con il governo. Quindi andiamo avanti in questa direzione e continuiamo soprattutto anche ad aderire alla campagna vaccinale, perché anche quello è l'altro pilastro che ci consente di superare questa situazione che abbiamo vissuto nel corso di questi ultimi 18 mesi. E a proposito di questo, da questa settimana del 3 giugno ci sarà la possibilità di prenotare il vaccino per tutti quanti, ecco, anche questo è fondamentale. Beh, noi ci aspettiamo sicuramente un risultato importante, c'è una potenzialità di 220.000 persone e naturalmente ci auguriamo che l'adesione sia ampia. Ormai, come vediamo, siamo in grado di raggiungere tra le 90 e le 100.000 dosi alla settimana, quindi è un lavoro imponente, è una macchina che si è elaborata nel corso del tempo e mi consente anche di ringraziare tutto il personale del sistema della sanità, che da chi fa la somministrazione fino a chi lo organizza ci ha fatto raggiungere anche nella giornata di ieri, la giornata di domenica, una quota estremamente importante anche nel contesto della media italiana di numero di vaccini fatti. Ecco, insieme a Molise e Sardegna facciamo da apripista, abbiamo un po' gli occhi dell'Italia addosso, dovremo anche essere bravi a meritarcela questa zona bianca. Sì, dipenderà molto dai comportamenti che avremo, ma io sono certo che insomma, la responsabilità delle persone, anche sulla base di tutto quello che abbiamo vissuto, ci sarà e quindi l'importante è mantenerla, non averla conquistata. In questo momento la conquista della zona bianca è un risultato, ora dobbiamo tutti lavorare per mantenerla. Ecco, comincia una nuova fase, sarà un'estate insomma un po' migliore del passato. Sì, sarà un'estate, diciamo che intanto la temperatura e l'aria aperta sicuramente ci aiuta, questo però continuo a dire, ci deve comunque far mantenere quelle regole, quelle regolette molto semplici che tutti abbiamo conosciuto e che per il rispetto non solo di noi stessi ma soprattutto degli altri dobbiamo continuare a mantenere.
Pubblicità, torniamo tra pochissimo con la seconda parte di A voi la linea. C'è stato un incendio nel pomeriggio di ieri che ha distrutto parte delle attrezzature scusate, che il gruppo storico di Cividale utilizza per il palio di San Donato. Ci colleghiamo in diretta allora con Paola Trepo, che ha raggiunto l'assessore comunale Giuseppe Ruolo. Sì, eccoci, siamo a Gruppignano, a Cividale del Friuli, dove nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, è divampato un rogo all'interno di uno spazio di proprietà del comune, come l'assessore al turismo Giuseppe Ruolo, che ci spiega cosa è successo. Buongiorno. Buongiorno, ieri siamo stati allertati dal nostro collega Davide Cantarutti, assessore alla sicurezza, che si era innescato questo incendio qui all'interno della caserma Miani, che è diventata, dopo ovviamente la dismissione, un po' un punto di magazzinaggio sia per il comune che per le associazioni. Pensavamo ovviamente che fosse qualcosa di piccola entità, però poi arrivati sul posto c'erano già i carabinieri, i vigili del fuoco. Diciamo che alle nostre spalle potete vedere il danno che si è venuto a creare. Ovviamente, vedendo la quantità di materiale che c'è qui, diciamo che il danno è minimo. Però valutando quello che è stato, diciamo, perso con questo incendio, è un danno importante, perché sono andati persi i carretti che erano stati fatti dalle associazioni e dai borghi del Palio di San Donato. Uno dei due era il carretto che portava il patriarca all'ingresso in città, e poi una catapulta che faceva parte degli allestimenti di Borgo San Pietro, nonché il chiosco di un'associazione, che era quello che trovavamo di fronte alle poste, sempre in occasione del Palio di San Donato. Quindi è andato disperso, ahimè, un lavoro di anni fatto dalle associazioni, e questo ovviamente ci dispiace molto, però come dicevo il danno poteva essere molto più ingente, e quindi ci riteniamo fortunati. Adesso valuteranno cosa ha fatto scaturire questo incendio, e poi cercheremo ovviamente di ripartire, di utilizzare, ahimè, anche questo evento poco gradito come punto di forza e di unione tra le associazioni e i borghi, per riproporre nel 2022 un palio ancora migliore. Ecco, ricordiamo che il Palio dei Borghi è un importante appuntamento che ripropone la storia della città ducale, e che grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli e a supporto i mezzi di Udine è stato contenuto l'incendio, come diceva l'assessore, proprio evitando che tutto venisse distrutto. Importante anche l'intervento degli stessi abitanti della zona. Siamo all'interno di un'area ex militare, però ci sono molte abitazioni qui a Gruppignano, e tantissimi hanno chiamato il 112 per segnalare l'incendio, che è stato quindi domato rapidamente. Allora ringraziamo l'assessore al turismo Giuseppe Ruolo di Cividale del Friuli qui con noi, e da Gruppignano, Cividale del Friuli, ti restituisco la linea. Grazie a Paola Trepo. Parliamo del Palio Studentesco che festeggia 50 anni, prenderà il via l'11 giugno a Udine. Quest'anno si trasferirà però dalla storica sede del Palamostra in un tendone da circo che è stato allestito per l'occasione nei giardini Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio. L'evento è stato presentato oggi. Si riparte con una nuova edizione del Palio Teatrale Studentesco, finalmente in presenza. In presenza, questa era la cosa importante, per quale abbiamo lavorato veramente, è stato un parto settimino, diciamo 7 mesi di fuoco, per permettere ai ragazzi di fare teatro in presenza, che è la cosa fondamentale. Basta teatro virtuale, non se ne può più. Ecco, e quindi speriamo di aver raggiunto l'obiettivo. Però
In una location inedita. Ecco, sì, la prima cosa era farlo all'aperto e dico sì, però in Friuli piove spesso e volentieri e quindi dovevamo coprire la situazione. E poi è emersa la possibilità di noleggiare un tendone e quindi dopo è nata questa cosa del circo che ci è piaciuto molto e che è molto bella come atmosfera, insomma è piaciuta a tutti. Ecco. Si parte da domani, come è sviluppato il programma? Allora, sono 11 giornate con 2 gruppi per ogni giornata. Domani parte il gruppo del Copernico. Ogni testo presentato è molto breve perché anche ha una sua fragilità perché le prove sono state tutte online. Quindi ogni gruppo ha provato online, non tutti devo dire, ma in generale online e quindi quello che è mancato di tradizionale è il grande numero di prove in presenza, il gioco del ritmo che ha permesso negli anni di produrre degli spettacoli anche molto di qualità. Quest'anno è una situazione, la prima cosa era di essere in presenza, spettacoli in generale brevi, elaborati dai ragazzi che hanno veramente messo nei testi la loro sofferenza, la costrizione di essere a casa, di operare online e quindi grosso modo sono gli stessi gruppi teatrali delle altre rassegne, c'è il Marinelli, il Malignani, lo Zanon, le scuole della provincia. Gli orari, senza il coprifuoco si riesce a... Certo, adesso in zona bianca sono tutti vincitori, in realtà quando l'abbiamo progettato dice se il coprifuoco, se alle 10 devono essere a casa bisogna finire alle 8 e quindi abbiamo progettato questo orario diciamo da pericena, no? Ecco, così abbiamo detto finito lo spettacolo, se si potrà andiamo a mangiarci una pizza assieme e se no si va a casa perché c'è il coprifuoco. Adesso chiaro, adesso sembra che in zona bianca era tutto più facile, ma già 2 mesi fa quando eravamo rossi, ragazzi insomma... Mantenete l'orario... Sì, no, a parte che cambiare l'orario diventa pazzi perché tutti i permessi sono legati all'orario e modi, per carità, e quindi l'abbiamo lasciato così. E sarà anche simpatico un ritorno all'origini del palio che si faceva al pomeriggio, perché lo ricordo, ma lo facevo io negli anni 70, si faceva il pomeriggio, quindi era pieno di ragazzi che uscivano da scuola e venivano a vedere il palio. Si ritorna in presenza proprio per la 50ª edizione, che cosa significa? Beh, per noi è un traguardo importantissimo e siamo molto emozionati. Certo, non ci aspettavamo di farlo in tempo di Covid, è stata un'organizzazione molto difficile, una corsa a ostacoli che ci ha anche, come dire, costretto a questa scelta così insolita all'aperto sotto questo tendone circense che diciamo costretti, nel senso che quando abbiamo cominciato a organizzare il palio eravamo in piena ondata Covid ed era impensabile di poterlo realizzare al Palamostre, che è stato da 50 anni il centro gravitazionale del palio. Però devo dire che siamo anche felici di questa decisione, perché come potete anche vedere è veramente una gioia, un'esplosione di colori, siamo felici, questa giornata di sole poi ci rende ancora più felici dopo tanta pioggia. Dopo questo periodo di fermo quali sono le aspettative? Le aspettative, ma noi non demordiamo, noi non ci facciamo abbattere da nessun ostacolo, è da 50 anni che ci mettiamo al servizio della comunità giovanile e queste difficoltà anzi hanno rafforzato la nostra determinazione di farlo e continueremo con i progetti che sono in cantiere. Sindaco, una nuova location anche direi colorata qui a Udine per il palio. Molto colorata e molto originale, ma la cosa più importante è che sono 50 anni che si fa il palio studentesco, quindi è una bellissima realtà della città di Udine che coinvolge gli studenti delle scuole superiori che qui vengono a sperimentare l'arte del teatro e quest'anno per superare questo benedetto coronavirus hanno deciso di fare qualcosa di originale, un palcoscenico all'interno di un tendone in un parco bellissimo che è il Parco Loris Fortuna qui in centro città. Veramente complimenti agli organizzatori, il Comune è ben felice di dare gli spazi per queste manifestazioni. Favorire le donne che vogliono diventare madri nel comparto dell'artigianato e del commercio senza perdere il proprio lavoro. E questo è l'obiettivo di un documento che è stato presentato da Confesercenti all'assessore comunale Battaglia.
Presentato questa mattina in Comune a Udine un nuovo progetto che vede la collaborazione tra il Comune e Confesercenti, che riguarda la tutela della maternità. Vediamo di che cosa si tratta. Quindi il Presidente di Confesercenti, buongiorno. Buongiorno. Dunque, recentemente ci sono state delle dichiarazioni da parte degli uomini più importanti, più autorevoli della nostra nazione. Sia Draghi che anche il Papa Francesco hanno detto che senza la maternità si estingue e si rischia la fine di una generazione. Prendendo spunto da queste dichiarazioni, noi abbiamo cercato di capire come potevamo essere utili come Confesercenti, intervenire in questa situazione che in effetti è all'ordine del giorno e come avremmo potuto fare per tutelare soprattutto l'imprenditoria femminile legata alla maternità. Abbiamo preso spunto dai fondi sociali europei che, come si sa, viaggiano di 7 anni in 7 anni, quindi essendo completato il turno che si è concluso nel 2020, dal 2021 al 2027 ora c'è un settennato dove poter utilizzare i fondi sociali europei. Noi abbiamo trovato, entrando nelle pieghe dei documenti, degli spazi per poter intervenire a favore di ciò che secondo noi è molto importante, la maternità nell'imprenditoria femminile, soprattutto nella microimpresa. Le donne che hanno un'attività commerciale di pubblico esercizio o comunque un'attività imprenditoriale micro, e quindi il 95% delle attività esistenti, le donne che sono contemporaneamente titolari e lavoratrici, quando desiderano avere un figlio o fare famiglia, si trovano di fronte al dubbio: continuo la mia attività oppure mi occupo di diventare madre? Bisogna tutelarle molto meglio e insieme all'assessorato dell'Asia Battaglia delle pari opportunità del Comune di Udine iniziamo un percorso che ci potrebbe portare ad una condivisione con gli altri comuni capoluoghi di provincia, con CGIL e CISL e UIR, che sono ovviamente sindacati che rappresentano le dipendenti, e quindi presentare in Regione una richiesta di poter utilizzare i fondi sociali europei per questa iniziativa. Ecco, sentiamo l'assessore alle pari opportunità del Comune di Udine, Elisa Asia Battaglia. Buongiorno. Buongiorno, un ringraziamento sicuramente quest'oggi va a Confesercenti per questo importante documento che ci ha proposto. Un documento a favore delle donne lavoratrici che decidono, appunto, donne imprenditrici in particolar modo, ma anche le donne che hanno un lavoro a contratto a intermittenza, per cercare di dare loro maggiori risposte nel momento in cui decidono di iniziare il percorso della maternità, sia insomma che abbiano un figlio, sia che lo adottino. Sappiamo che le tutele per queste donne sono pochissime, soprattutto per come appunto è stato detto bene dalle donne microimprenditrici, per cui con questo documento che parte da Udine ma che vuole poi coinvolgere tutti i comuni capoluogo della nostra regione per poi arrivare sul tavolo della regione, appunto ci propongono di utilizzare i fondi europei a favore appunto dell'imprenditoria femminile. Una proposta concreta, una proposta che condividerò con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine e che cercheremo di portare avanti, perché sappiamo insomma quanto è importante tutelare le donne nel momento in cui decidono di avere un figlio. E quanto è importante in particolare anche in questo periodo di difficoltà aggravato dalla pandemia. Allora, grazie al Presidente di Confesercenti, grazie all'assessore Elisa Asia Battaglia del Comune di Udine, qui dalla sede di Salaiace del Comune di Udine è tutto. Grazie a Paola Treppo anche per questo contributo. A voi la linea finisce qui e torna domani puntuale alle 12:45. Buona giornata, grazie per l'attenzione.